Negli anni '80 vivere a Santa Maria di Pisa significa passare dal lunedì alla domenica in quartiere, nessuno di noi faceva le ferie ad agosto, a luglio, magari con la famiglia, una settimana, 2 settimane, ma si passava lì il tempo. Gente che parla, gente che crea, son qui a raccontarla, ma senza plata, racconto la Sardegna, chi fa e si impegna, niente copione, solo improvvisazione, senza lattosio, luci, motore, giacca, azione, voci reali, senza finzione, senza lattosio, sta per iniziare, vatti a sistemare, ora ascolta e parte l'ispirazione, senza lattosio, senza lattosio. Ciao a tutti, io sono Carlo e vi do il benvenuto a un nuovissimo episodio di Senza Lattosio. Come sempre, prima di iniziare e presentarvi il mio ospite di oggi, vi ricordo, se vi piace quello che faccio, di iscrivervi al canale YouTube e cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Inoltre vi ricordo che il podcast è disponibile su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Mi trovate anche sui social, su Facebook, Instagram e TikTok. Oggi ho il grande piacere di avere qui con me un ospite che molti conoscono per il suo impegno nelle istituzioni, ma la cui storia inizia da molto prima della politica. Dalla sua infanzia a Sassari, passando per lo sport, l'associazionismo e l'impegno per la comunità, fino ad approdare in Regione Sardegna. Do il mio benvenuto all'assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna, Antonio Piu. Buonasera a tutte e tutti e grazie per l'invito. Ciao Antonio, ti ringrazio tantissimo per essere qua, per aver accettato il mio invito e per essere riusciti a incastrare questo episodio, perché so che sei impegnatissimo in questo periodo. Ma per me onestamente è stato un piacere già l'invito, poter insomma parlare non solo di quello di che mi occupo in questo momento, ma da dove nasce, da dove tutto è partito, quindi grazie davvero per questa opportunità. Esatto, e prima di iniziare chiederti della tua infanzia, come l'hai trascorsa, che ricordi hai, ti volevo chiedere prima di tutto come stai. Ma io onestamente sto bene, sono contento del ruolo che ricopro in questo momento e se penso insomma a come è iniziato come una vita di quartiere, passata 12 mesi l'anno a Santa Maria di Pisa con tanti amici, tante amiche, con i quali insomma ho condiviso buona parte della mia giovane età. Una infanzia che mi riporta insomma a tutto quanto quello che è il vissuto rispetto a una vita di comunità diversa da quella che generalmente magari in altre zone della città si viveva. Perché negli anni '80 vivere a Santa Maria di Pisa significa passare dal lunedì alla domenica in quartiere, nessuno di noi faceva le ferie ad agosto, a luglio, magari con la famiglia, una settimana, 2 settimane, ma si passava lì il tempo perché quelle erano insomma le risorse. Io facevo parte di una famiglia di 4 persone, lavorava solo mio padre e quindi una vita molto dignitosa, ricca di tante esperienze che sono maturate lì tra quei palazzi con gli stessi amici che poi ovviamente a maggior età ognuno ha preso la sua strada. Certo. Hai un ricordo particolare, una persona che ti è rimasta impressa, che hai vissuto durante gli anni della tua infanzia? Ma le persone sono tante, da punti di riferimento che avevo magari nel quartiere agli allenatori di calcio. Io ho iniziato all'età di 7 anni a giocare con il latte dolce, non c'era ancora il campo del latte dolce, ma ci si allenava a San Francesco e sono stato coinvolto dagli amici appunto del palazzo. Ho avuto degli educatori, cosiddetti allenatori, che vivevano il quartiere come lo vivevamo noi. Non era un periodo dove avevamo tutto, ma avevamo quello che serviva, cioè il fatto di sentirsi spalleggiati sempre e comunque. E quindi quando si vive in un quartiere, quando si vive in un rione, la capacità di essere solidali quando magari qualcuno di noi aveva delle difficoltà, quella me la porto dentro e credo che questo spirito di solidarietà nasca dall'educazione che tante persone che hanno vissuto quel quartiere sono riuscite a trasmetterci nel crescere, perché quando si vive in un contesto che alcuni definivano magari anche un po' pericoloso, questo
io non l'ho mai percepito, per il semplice fatto che ci si conosceva tutti. Certo. Sicuramente non erano delle condizioni sulle abitazioni, sulle piazze, sui luoghi comuni, ma anche una società che era diversa, che io guardavo con gli occhi comunque di un bambino. Magari le difficoltà che si vivevano in quel periodo erano quelle legate molto alla droga, all'abbandono scolastico, a tante difficoltà che guardavi magari negli occhi dei ragazzi un po' più grandi, che comunque erano lì magari un po' spostati o di qualche metro, ma che vivevano comunque il quartiere come lo vivevamo noi, in maniera magari diversa. E poi noi crescendo, diciamo che abbiamo sempre trovato un contesto dove il quartiere è migliorato parecchio. Cioè vedere oggi Latte Dolce Santa Maria di Pisa, chi è mio coetaneo lo sa benissimo, com'è oggi rispetto a com'era ieri. Io credo che si siano fatti tanti passi in avanti e che quella fetta, la grande fetta di popolazione per bene che viveva lì negli anni 80, ha dimostrato che anche nelle difficoltà si può venirne fuori insieme. Ecco, io credo che il valore aggiunto non abbia un nome e un cognome, ma tante persone, come ad esempio l'oratorio, che per noi è stato un punto di riferimento, dove c'era Don Antonio, Don Gaetano, insomma, che ci ha visto anche in una certa fase crescere tutti insieme. Sono tante le persone che dovrei nominare, quindi preferisco nominare quello che era l'atteggiamento degli adulti nel dare un qualcosa ai ragazzi per passione. Si giocava a calcio, non si pagava un euro, o avevi magari quell'attrezzatura e poi andavi a confrontarti con altre squadre della regione, della provincia, e ti rendevi conto che quell'unità di comunità poi veniva sempre fuori, perché si riuscivano anche ad ottenere bellissimi risultati. È molto bello questo che hai detto sul tuo quartiere, su Santa Maria di Pisa, perché adesso io negli anni 90 ero bambino comunque, però c'era sempre questo pensiero che Santa Maria di Pisa era un po' il neo di Sassari. E ascoltando adesso a te le tue parole, in effetti chi viveva il quartiere non lo percepiva così come un problema. Adesso, come hai detto, la situazione è anche ulteriormente cambiata perché oltre che essere migliorato il quartiere, diciamo, forse la città è migliorata in generale, i problemi si sono delocalizzati, diciamo, si sono sparsi un po' in tutta la città, perché adesso ne viviamo di altri. Però è bello sentire questo tuo racconto sul quartiere di Santa Maria di Pisa e Grazie. soprattutto si percepisce anche quanto tu sia legato al quartiere, perché nelle interviste che hai fatto, nelle interviste che ho letto, ne hai parlato tantissimo tu del quartiere. Sì, diciamo che poi quando vai a elaborare, quando vai a pensare a quella che sono le esigenze di una comunità, ti rendi conto che poi le esigenze sono replicabili in tanti contesti, quindi non credo che sia stato diverso a Sant'Elia o in un quartiere di Certo. periferia a Oristano o a Carbonia. E quindi portare dentro questa, io la definisco una sensibilità che ho avuto e ho avuto la fortuna di avere, perché ti fa capire realmente come poi puoi esercitare anche il tuo ruolo all'interno della comunità, dentro un'associazione, dentro una società di calcio, dentro un partito, dentro un ruolo istituzionale. Tutto è formato ed è basato da quanto quelle esperienze personali si è capaci di renderle poi quanto più omogenee possibili e elaborarle su larga scala. Allora lì riesci, a mio modo di vedere, ad individuare tutta una serie di iniziative, di cose che servono per cercare di migliorare il contesto. Io ho un ricordo, insomma, importante quando per la prima volta, insomma, tanti ragazzi del quartiere si sono uniti per formare un'associazione che poi doveva essere un riferimento per tutto il quartiere. Erano ragazzi che spaziavano dai 25 anni, io ne avevo 14. Ci si incontrava tutti insieme in una sezione che era a Latte Dolce. Ecco, quelli per me sono stati momenti importanti di ascolto, perché io ero seduto in un angolo magari ad ascoltare, a guardare, e l'ascolto e la capacità però che hai di trasformare tutta quella voglia, tutte quelle esigenze in una rielaborazione su te stesso, credo che sia una parte importante, che sia successa a tutti. E poi insomma dipende quelli che sono i contesti dove la si voglia insomma, Assolutamente. esercitare.
Ed è anche, possiamo dirlo, un inizio di comunità, di creare comunità, un argomento a cui tu sei molto legato. Tra tutti, un altro argomento a cui tu sei molto legato è lo sport. Sei stato presidente di una Sì, squadra di rugby, sì. giusto? E che ricordi hai di quel periodo? Ma allora, quello è stato un periodo, insomma, della mia vita un po' particolare. Io ho avuto la richiesta da parte di un amico di dare una mano ad una società sportiva che era di rugby. Io di rugby non conoscevo neanche le regole, Ah, ok. però mi sono sempre occupato di enti di promozione sportiva e di sport attraverso il Centro Sportivo Italiano, dove insomma sono stato dirigente sportivo per oltre 20 anni. E lì ho avuto modo di fare tante esperienze anche fuori e di capire come è strutturata una società giovanile di qualsiasi sport. Perché chi fa il dirigente sportivo si deve occupare della società, chi fa il mister deve pensare ai ragazzi e dopodiché tutti insieme, tutte le idee in tutti i ruoli vanno messe insieme e va elaborata una sintesi e ci vuole comunque qualcuno che quella sintesi sia in grado di farla. Certo. Io sono arrivato a una società di rugby, avevamo 20 bambini. Abbiamo elaborato in 2 anni, perché io avevo dato la mia disponibilità per 2 anni, ringrazio sempre Marco Spano, che è un mio caro amico, tra l'altro residente al centro storico, che mi ha chiesto una mano. Mi ha chiesto una mano, l'ho data volentieri. Noi dopo 2 anni avevamo 115 bambini, avevamo fatto 2 progetti con le scuole medie che ci avevano consentito di portare al campo di Badelonga, quindi anche lontano, tutta una serie di ragazzi e ragazze che si volevano applicare nell'attività del rugby. Abbiamo creato una squadra di genitori e di dirigenti incredibile, perché noi veramente avevamo tutto quello che poteva servire per una società, facendo pagare delle quote minime ai ragazzi. Alcuni di questi non pagavano. E dopodiché siamo riusciti in 2 anni a fare una clubhouse, a dare vigore a quella società con l'aiuto di tutti, perché loro avevano tutte le qualità per poter emergere. Diciamo che per gestire una società sportiva senza soldi, perché per fare una bella società sportiva non ci vogliono i soldi, ci vuole passione, idee e soprattutto competenza. E siamo riusciti insomma a portare a casa un ottimo risultato. Io dopo i 2 anni che avevo promesso mi sono dimesso e ho lasciato insomma ai ragazzi che invece di rugby sapevano e anche tanto a poter gestire la società. Beh, comunque da 20 bambini a 115 Sì, è un bel è salto. un bel salto. Abbiamo fatto veramente un grande lavoro. Ma tu mi hai detto che allora, non ne capivi di rugby, non ne sapevi niente, No. ma poi ti sei appassionato. Mi sono appassionato, adesso conosco anche le regole perché poi andavo a seguire i ragazzi la domenica al campo e poi insomma avevo dato i 2 anni proprio perché in virtù di un ruolo che avevo preso in comune istituzionale mi sembrava corretto insomma anche lì fare un passo indietro. Bellissimo, l'impegno ripaga sempre. Sì. Adesso una piccola cosa che voglio dire è che non era neanche in programma, però sai, si parla tanto, capita spesso di parlare di persone coinvolte nella politica o comunque che hanno un ruolo istituzionale e molte volte, sai, i commenti non sono proprio positivi, però quando si fa il nome di Antonio Piu, io non ho mai sentito una persona che ne ha parlato negativamente di te. Ah. Ne parlano sempre tutti benissimo. Questo secondo me deriva da un fatto, prima di tutto dal tuo background, come hai raccontato prima, come sei cresciuto, dove sei cresciuto, e la persona che sei diventata adesso. E questo secondo me la dice lunga anche sulla persona. Ma io credo che intanto quello che si dice sulla politica, credo che la politica non si sia mai posta la domanda in maniera corretta. Non abbia, non sta più ascoltando e non ha più ascoltato negli ultimi 15-20 anni. Dimostrazione ne è la legge elettorale che abbiamo in questo momento. E non perché io voglia parlare ora di questo, però avere una legge elettorale dove non decidi chi ti deve rappresentare in Parlamento, io credo che sia una di quelle leggi antidemocratiche, soprattutto che non consente alla politica di produrre una classe dirigente che possa essere una classe dirigente riconoscibile, sicura e soprattutto affidabile.
Io credo che ci sono tanti giovani amministratori, amministratrici nei comuni, nei paesi, nelle province, in regione che hanno una capacità e una visione della comunità, della regione, in questo caso importante perché la vivono, e tanti parlamentari invece che sono a Roma di tutti gli schieramenti, qua non è un discorso di centrodestra Sì, e di sì. centrosinistra, che non hanno quella concezione o quella collegamento con la realtà che gli consente di poter prendere delle decisioni vere che sono quelle che servono alle persone. Quindi sentire se le persone parlano bene di me, io spero che sia per questo motivo, cioè che in ogni caso, seppur magari qualche decisione può essere anche non condivisibile, questo ci sa, si pensi che comunque sia una decisione presa per il bene o l'esigenza di qualcuno o di una comunità. Ecco, io credo che se questo mi è riconosciuto, penso che sia la strada giusta per poter amministrare nel momento in cui i cittadini decidono che tu devi farlo. Assolutamente. E una cosa che aggiungo è che secondo me la politica, come qualsiasi altro mestiere che si può fare nella vita, non è per tutti. C'è chi è adatto a fare una Concordo. cosa e c'è chi è adatto a farne un'altra. Purtroppo molti si cimentano a fare cose di cui non sono capaci. Perché molte volte è la politica che glielo fa credere. Guarda, io non do mai colpe ai ragazzi o alle ragazze che magari si candidano all'ultimo minuto, do la colpa a quei contenitori che coinvolgono le persone solo nel momento della campagna elettorale. La politica è saper dire no, perché tanti ragazzi e ragazze che magari hanno chiesto anche a me magari di volersi avvicinare con la candidatura, ho suggerito loro di non farlo. Io stesso la prima candidatura l'ho presa all'età di 29 anni, faccio parte di movimenti giovanili dall'età di 15. Me lo avevano chiesto già nei due mandati precedenti, ma non mi sentivo onestamente pronto. Sentirsi pronto significa avere la consapevolezza di poter dare qualcosa. E questo i partiti devono provare a farlo, con tanti ragazzi e ragazzi, farli innamorare della politica, non chiedere la tessera, perché poi uno fa la tessera o fa parte di un partito nel momento in cui è consapevole di quello che sta andando a fare. Ecco, secondo me se noi recuperiamo questo aspetto, allora avremo dei parlamentari che magari con una legge elettorale diversa vengono votati, che corrispondono maggiormente alle esigenze dei cittadini, allora quella fiducia di quel 50% che oggi non va a votare, magari riusciamo a recuperarla. E io su questo ci credo particolarmente perché l'ho vissuto anche, insomma, sulla mia pelle. Adesso dopo torniamo nell'aspetto politico Sì. perché occupa ovviamente gran parte della tua vita, almeno a livello attuale. Però volevo parlare di un altro aspetto fondamentale che per te è importantissimo ed è l'associazionismo. Una parte della tua vita si è basata sull'associazionismo, adesso siamo all'interno di un'associazione. Quanto conta questo per te? Per me è stato tutto, dal centro sportivo italiano a creare una società di calcio come la Cosmo Sassari, a essere stato presidente del rugby Sassari, ad aver avuto la tessera onoraria di tante associazioni che lavorano nei quartieri, ad essere stato presente nei comitati di quartiere. Io credo che nelle associazioni si possa realmente si capiscono tante cose, tanto la capacità di saperti confrontare, la serenità di poter dibattere anche quando qualcuno ha un punto di vista diverso dal tuo, o anche quando si parla di sport, o quando si parla di cultura o si parla di qualsiasi tipo di materia, e la capacità di stare insieme, che è quella la cosa più importante. Ecco, oggi magari le associazioni più del passato, oggi sono più punto di riferimento per i ragazzi, magari rispetto ai partiti, però nasce quell'esigenza, quella capacità di saper eliminare il conflitto, di saper costruire un'alternativa, di saper proporre un'idea. Ecco, io credo che tutti questi aspetti all'interno di un'associazione, all'interno di movimenti, facciano maturare la personalità dell'individuo, che dopodiché si può esplicare in tanti settori, quello del lavoro, ma anche quello della famiglia stessa. Certo. Ecco perché io ho sempre avuto un'attitudine all'approccio con le associazioni, perché all'interno di un'associazione c'è un problema e si prova a risolverlo. Ecco, la capacità dell'associazione è dettata dal fatto che le persone vanno lì per pura passione.
cioè non c'è un tornaconto né in termini economici, ma c'è solo semplicemente l'importanza di sentirsi parte di un qualcosa. Ecco, la solitudine che si vive oggi in alcuni contesti o in alcune frange della nostra società è quella della solitudine, cioè molti ragazzi non hanno l'opportunità di condividere degli spazi, quindi ci sono, è vero, più associazioni, ma sono presidiate troppo spesso da persone magari che sono un po' più avanti dell'età. Io Ok. mi ricordo quando sono entrato nel centro sportivo italiano con un amico che oggi non c'è più, che è Antonello Capita, e anche Mario Casu, mi hanno inserito all'interno del Consiglio Provinciale del CSI, eravamo in 12, l'età media era intorno ai 65 anni e io insomma ne avevo poco più di 20, quindi da lì poi siamo partiti, abbiamo coinvolto tanti ragazzi e poi il centro sportivo italiano insomma è diventato un punto di riferimento importante, lo era già in passato, oggi lo è ancora di più. Ma quindi secondo te oggi si è perso un po' il senso di comunità rispetto al passato Ma o vedi un cambiamento? Ma io non credo che si sia perso, è cambiato il modo di vivere la quotidianità. Nei quartieri oggi se passi con la macchina difficilmente vedi ragazzi magari in piazzetta, oggi magari condividono cose anche più belle rispetto a quella, no? Perché in tanti fanno il corso Certo. di musica, in tanti fanno il corso di inglese. I ragazzi di oggi mi piacciono molto di più dei ragazzi della mia generazione perché hanno ereditato dai loro genitori una quotidianità e un benessere diverso e questo non è una colpa, anzi questo aiuta a far sì che il ragazzo si possa sviluppare in maniera più rapida e più veloce, taglia tutta una serie di tappe. Il senso di comunità la devono creare quei contesti dove i ragazzi vanno a frequentare. E se c'è un abbandono scolastico alto e c'è un abbandono allo sport molto alto, la regione Sardegna è una delle ultime regioni d'Italia, purtroppo abbiamo questo triste primato, io credo che proprio le istituzioni si devono porre una domanda se stanno dando una risposta a quelle esigenze che ci sono oggi e se quelle esigenze le abbiamo capite, perché purtroppo l'individualismo e il fatto di avere una società in competizione molto di più di quella che avevamo 20 anni fa, perché prima eravamo tutti allineati, avevamo Sì. tutte le stesse cose, non c'era una differenza anche da un punto di vista economico tra i ragazzi. Oggi diciamo che così è più marcata e quindi fa propendere i genitori a livellare magari il loro figlio su degli aspetti non così rilevanti, magari più materiali, che invece di spirito e di solidarietà. Quello che proviamo a fare con Cosmo Sassari, insomma, per ritornare a me, alla domanda che mi hai Sì. fatto, su questo ci puntiamo tanto. Noi non abbiamo una prima squadra, quindi non paghiamo nessuno per far giocare. I nostri ragazzi devono vivere un'esperienza che non è quella solo del calcio. Cioè noi cerchiamo di formare le persone, dopodiché se sono anche bravi calciatori, vorrà dire che faranno i bravi calciatori in altre società, magari che hanno puntato sulle prime squadre. Secondo te quanto sono importanti le associazioni per i centri storici? In questo caso rimaniamo su Sassari, che diciamo è la nostra città, l'ambiente in cui siamo adesso. Quanto contano per tenere il centro storico, diciamo, vivo? Ma allora, intanto bisogna partire da due dati. Noi viviamo in una regione dove c'è un alto tasso di spopolamento, dovuto alle poche nascite, dovuto a tutta una serie di fattori che non sono solo in Sardegna, ma in tutta Europa. Tiene un po' la Francia e un po' la Germania, ma tutti i paesi d'Europa oggi vanno verso il crollo demografico. Sassari, il secondo aspetto, più nello specifico, è una città che era definita la città degli orti, dove però l'agro di Sassari, dove vivono oltre 30.000 persone, hanno decentrato la loro residenza e la loro dimora. Abbiamo costruito tanto attorno al centro Sì. storico per una quantità di persone che avevano necessità di vivere in condizioni ambientali diverse da quelle del centro storico. Per rifar rivivere il centro storico oggi, oltre alle associazioni, servono politiche importanti e sulle scelte strategiche. Pensa
solo alla residenza studentesca, pensa solo all'acquisizione di immobili per giovani coppie che oggi dai 30 ai 35 anni non riescono ad accedere al mutuo perché magari hanno dei lavori dove hanno degli stipendi da 1.000-1.200 euro a Certo. testa e quindi non entrano in quello che è il credito bancario. Ecco, noi abbiamo da un lato queste esigenze e dall'altro materialmente abbiamo una città in grado di accoglierle. Ecco, dovremmo puntare ancora di più, secondo me, su questi due aspetti in maniera importante. Nell'Unione Europea e nello Stato ci sono tutta una serie di fondi che possono essere recuperati su queste linee e di contro io so che sono processi lunghi che non portano un immediato consenso e noi questo lo dobbiamo combattere perché dobbiamo fare tutta una serie di proposte che consentono alle persone di avere fiducia nel futuro. Per ritornare anche alla domanda che hai fatto prima sulla politica, io ho fiducia se so come sarò fra 10 anni. Se io non ho fiducia su questo, allora cerco di vivere la giornata. E una società che vive la giornata è una politica che vive in consenso, cioè con tutta una serie di scelte che riguardano l'immediato. Il centro storico di Sassari può rinascere, è già vivo oggi, ha tutta una serie di problematiche legate soprattutto alle condizioni ambientali, ma anche a una serie di condizioni di ghettizzazione che Sì. stanno avvenendo, come erano avvenute nel mio quartiere 40 anni fa. Sant'Anna di Pisa nasce con tutta una serie di cittadini che vivevano nelle periferie più assurde e nel centro storico della città, si è messo tutto insieme e non c'è stato un'esplosione di contenitori dove poter vivere quella comunità. Oggi invece il centro storico ha tanti contenitori dove poter vivere la comunità, ma manca nel recupero di quelle persone che oggi in quel centro storico ci andrebbero a vivere. Ma pensate anche a una terza esigenza che, oltre alle prime due che ho detto, le tante famiglie che oggi purtroppo si separano. Noi abbiamo tanti padri e tante giovani madri che non hanno l'opportunità di poter prendere una casa in affitto da sola, allora quel tipo di linee di social housing che si possono creare consentono di rivitalizzare la società, ma di rivitalizzare l'individuo stesso. Contesti ambientali che danno modo alle persone di vedere un futuro, un domani, dà modo anche a quella società di comportarsi meglio. Quindi non è né una questione di etnie, non è una questione di No, certo. di persone diverse che magari parlano lingue diverse, perché San Donato è un bellissimo modello di integrazione, ci sono 10 bambini in una terza media che ha 8 nazionalità diverse e fanno le esperienze comuni in maniera costante. Ecco, secondo me se noi riuscissimo a mettere questi tre macro pilastri come un progetto a lunga gittata per il centro storico, magari ci rivedremo qua fra 10 anni e parleremo di un centro storico diverso, con un valore diverso. Sicuramente il centro storico è il quartiere più bello della città. Assolutamente concordo su questo aspetto. E poi voglio aggiungere che ultimamente sentiamo molto di episodi che capitano qua nel centro storico, di violenza, però alla fine ho detto non è molto diverso da ciò che succedeva negli anni 90, perché io mi ricordo Piazza Tola in che condizioni versava. Eppure adesso secondo me è un bellissimo esempio di come è stata recuperata una piazza dove si sono create attività, si è creato lavoro, quindi si può Si può, uscire. si può e si deve anche copiare, perché non ci si inventa niente. Assolutamente. Oggi abbiamo tutti gli elementi e tutti gli strumenti per andare anche a copiare le buone pratiche. Piazza Tola, quando è stata rifatta la piazza, il comune ha rifatto una piazza, non è che ha preso delle persone e le ha messe dentro Piazza Tola, ha rifatto una piazza e all'interno di quel contesto di benessere, di recupero da un punto di vista di decoro urbano, quando tu crei un ambiente favorevole, le persone in quell'ambiente favorevole magari ci investono e ci vanno anche a vivere. Se invece quel contesto non viene recuperato e quindi continuiamo ad avere serrande abbassate, case abbandonate con milioni di eredi su ogni Certo. casa e non si fanno politiche pubbliche di acquisto degli immobili per poi rimetterli nel mercato con delle linee ad hoc per quelle che sono le esigenze attuali, allora sbagliamo. Il centro storico continuerà, come tanti centri storici in Italia, continueranno ad essere presidiati dall'insicurezza e in alcuni casi, come avviene anche nel nostro centro storico, dalla criminalità. Io onestamente verrei ad abitare al centro storico, mi piace tantissimo.
Cioè, camminare per le vie del centro storico è una delle esperienze più belle qua in città, secondo me. Ma io credo che l'esigenza delle famiglie sia diversa. Io ti ho citato tre categorie perché sono sicuro che sono tre categorie che al centro storico ci andrebbero a vivere volentieri con i servizi, con frequentare le tante associazioni che hai detto, i circoli che fanno parte Esatto. comunque Circoli, che assolutamente. fanno parte della nostra identità e del nostro modo di vivere la comunità. Mio padre ci ha vissuto a San Cristoforo per oltre 30 anni. Ed è naturale che quel bambino che ci ha vissuto negli anni 50 e negli anni 60 e poi gli è stata assegnata una casa negli anni 70 con i comfort, con il bagno, con la differenza appunto dell'ambiente e del contesto, lui è andato a migliorare. Oggi non puoi pensare di vedere Sassari come vogliono farci credere alcuni conservatori della Sassari di 50 anni fa come prima. Oggi Certo. tu devi partire da quelle che sono le esigenze di una società che è cambiata. Abbiamo tante esigenze e tante richieste a cui si possono dare risposta. Noi abbiamo solo il dovere di vedere il macro di quella porzione di città che va cambiata e va indirizzata in quei tre canali. Anche perché è cambiato tutto, la società, la cultura, il pensiero, tutto è cambiato e quindi bisogna adeguarsi e stare al passo coi tempi. Esatto. Ehm, Volevo parlare di un aspetto personale prima di addentrarci in quello che è il tema cardine, diciamo, della tua vita. E ti volevo chiedere, quali sono le tue passioni oggi? Cosa fa Antonio Più quando non lavora? Allora, le mie passioni, diciamo che sono quelle che esercito, insomma, fuori dal ruolo. Quindi sono presidente di una società onoraria adesso, di una società sportiva che è quella della Cosmo Sassari. Ho con diversi colleghi, io in questo momento sono in aspettativa, noi abbiamo una cooperativa per il recupero di ragazzi con problemi mentali. Abbiamo oltre 20 ragazzi, insomma, in strutture che sono dislocate a Ossi. E poi la mia passione è quella di stare semplicemente in famiglia, perché ho una moglie, insomma siamo sposati da 10 anni, ma abbiamo una cagnolina di nome Mimì da 1 anno e 8 mesi, quindi il mio tempo libero cerco di passarlo con i miei affetti quanto più possibile. Quindi magari le cose se la vuoi definire una passione, per me No, beh, certo. il mio tempo libero purtroppo, cioè lo dedico volentieri a quello e lo voglio dedicare a quello. Potrei magari andare a fare altre cose, a me piace tantissimo andare a correre, mi piace giocare a padel, mi piace insomma andare a fare anche un po' di nuoto, e quindi però tutti questi aspetti li ho dovuti mettere da parte in questi 2 anni, quindi casa a lavoro. Beh, ma penso che sia un ottimo modo comunque Sì. di gestire il tempo oltre il lavoro. Sì, Adesso parliamo di politica, però voglio iniziare leggendo una citazione sì. tua, ovviamente la leggo perché non me la ricordo. È stata per me una enorme delusione, riferita all'esperienza politica e al rapporto con Renato Soru. Le delusioni ti hanno insegnato più dei successi. È stata una delusione la candidatura di Soru nel 2024. Ok. Perché a mio modo di vedere Soru è stato un grandissimo presidente della regione, con una visione della società e della Sardegna che andava oltre i confini, non solo quelli nazionali. La capacità di aver capito che l'importanza della tutela del paesaggio, noi abbiamo una legge paesaggistica che credo che sia una delle migliori leggi al mondo per la tutela del paesaggio, e tante dinamiche, tante speculazioni che stiamo guardando oggi, come vedete l'ultima di Cala Finanza, guardate, riusciamo a limitarle e a bloccarle solo ed esclusivamente perché quella legge ha cambiato in ognuno di noi il senso di quello del contesto che ci circonda. Nessuno di noi oggi si sognerebbe di fare una casa vicino al mare, nessuno di noi oggi si sognerebbe di fare un qualcosa contro l'ambiente. Quella fetta di inciviltà è rimasta, se è stata messa da parte, e credetemi, lui su quello ha fatto un grandissimo lavoro e un grandissimo cambio culturale. Le mie delusioni all'interno della vita politica che in tanti hanno avuto sono dettate dal fatto che per emergere
Diciamo che non è stata, diciamo così, non è stato tutto naturale come pensavo, perché io quando ho deciso, insomma, di candidarmi alle regionali l'ho fatto all'interno di un contesto che era quello del mio partito, ma perché avevo fatto di 2 mandati in comune, quindi per me era Certo, naturale provare la candidatura alle regionali, perché se fosse andata male io la terza candidatura in comune non l'avrei mai presa e la mia esperienza sarebbe finita lì. Ehm, Così non è stato, non ho non ho mai detto o ho fatto nomi su chi in quel momento non mi consentì la candidatura. Ringrazio semplicemente Massimo Zedda che io non conoscevo. Lui mi ha chiamato e aveva dato disponibilità affinché io potessi fare una lista per potermi candidare. Ho fatto una lista in pochissimo tempo con un simbolo civico che poi noi abbiamo mantenuto per un certo periodo e lì avevo fatto l'associazione per tutti quei ragazzi e ragazze che poi oggi sono trasitati dentro il partito, ma dopo ok, 8 anni. Quindi abbiamo creato un contenitore e da lì poi è nata la mia esperienza. Ecco, Soru che si candidò nel 2024, per tutto quello che ho detto prima, sì, è stata una delusione. Quindi quella frase l'ho detta, però ci tenevo a, certo, a raccontarti quello che era il contesto, perché una persona come Renato Soru sarebbe stata ed è continua ad essere, se non attraverso la sua voce o attività politica, continua ad essere un punto di riferimento nelle letture e nella modalità che ha avuto di dare uno spaccato importante di una regione, di una consapevolezza a tanti cittadini e cittadine sarde che oggi, ripeto, ho fatto l'esempio dell'ambiente perché credo che sia quello più importante, di una macrovisione che andava al di là di quel consenso o che andava al di là di quella politica fino a se stessa. ok. Ecco, arriviamo al 2024. Sì. Proseguo anche qui con un'altra citazione. Hai detto, ho fatto attacchinaggio, assemblee e campagne porta a porta. Vero? Ho fatto attacchinaggio, ho fatto volantinaggio dall'età di 12 anni e ho fatto tutto quanto quello che significa attivismo. Assemblee, organizzazione di assemblee, accompagnare le persone ad assistere alle assemblee, aver organizzato convegni, aver organizzato eventi, supportare i candidati, vedere le campagne elettorali degli altri candidati, vedere il sistema che ruotava attorno a tutta una serie di decisioni che si prendevano e ti rendevi conto che magari molte volte quello che si diceva in assemblea era il contrario di quello che poi avveniva, perché c'erano tutta una serie di altri passaggi dove magari tu non eri invitato, non c'era l'opportunità di partecipare. E ho visto e ho fatto tutto quanto quello che può essere definito come attivismo, andare a manifestare a Roma, e stare a fianco a delle manifestazioni con la CGIL, con la CISL, con la UIL, fare tutta una serie di dimostrazioni che servivano insomma per sensibilizzare su qualche argomento. Ho avuto la fortuna di fare tutto questo perché il mio tempo, per ritornare alla domanda di prima delle passioni, l'ho sempre dedicato a questo e credo che la mia passione più grande e unica sia questa, ecco, a prescindere dal ruolo, perché l'ho fatto per 14 anni senza avere nessun tipo di ruolo. Quindi quando poi mi sono candidato in un partito importante come quello del Partito Democratico, mi ricorderò sempre la mia prima candidatura, sono andato alla presentazione sbagliando, in pantaloncini maglietta, e sono stato presentato come Antonio, un ragazzo molto presente nell'associazione che si sta candidando per fare un'esperienza. Poi prendiamo 520 voti, divento l'ottavo di quel partito più votato e dentro il consiglio comunale. E da lì poi è stato un continuo studio, un continuo impegno nei confronti di tutti, soprattutto in una fase di ascolto, perché quando sei consigliere comunale, quello che dico sempre, non puoi avere la presunzione di avere le risposte. Quindi devi ascoltare, impegnarti a capire come quelle risposte debbano arrivare a chi ti fa una segnalazione o ti chiede un'informazione o serve per risolvere un problema. Qual è il più grande sacrificio che ti ha chiesto la politica?
Io non ho mai vissuto nella mia vita niente come un sacrificio, niente. Il sacrificio è fare un qualcosa che devi fare, che sei costretto a fare per mandare avanti in alcuni casi la tua famiglia. Io se ho sacrificato qualcosa, ho sacrificato tutto del mio tempo e di tante cose che magari mi sarebbe piaciuto fare e non ho fatto. Però non la vivo, cioè ho sacrificato per fare la cosa che mi piace di più. Ecco, io credo mi sento fortunato perché ho avuto l'opportunità di fare questo. Tanti sacrificano tanto per fare qualcosa che magari neanche piace, che però in quel momento è assolutamente utile e necessario per mandare avanti la famiglia, per far studiare i figli. Ecco, io credo che i veri sacrifici lo facciano quelle persone lì. E questo ci ricollega al discorso di prima del perché nessuno parla male di Antonio Piu. Ah. Perché tu la politica la fai con passione. Forse ancora prima di dovere, diciamo, verso gli altri. È prima di tutto una passione per te. E questo lo trasmetti anche agli altri. Ah, grazie. Grazie. No, ripeto, trovo tutto molto naturale. Se riesco a trasmettere la passione, come hai detto tu, questa si tramuta nella volontà delle persone di spingermi ad andare avanti. Ecco perché credo molto nelle preferenze, nel voto e ho esordito prima contro un sistema come quello elettorale per il Parlamento assolutamente inadeguato. Certo. Proseguo con un'altra citazione tua sempre. Ai giovani dobbiamo restituire la voglia di scegliersi il futuro. Se oggi tu avessi 20 anni, resteresti in Sardegna? Allora, io prendo questa domanda e questa affermazione che ho fatto deve essere contestualizzata. Certo. Allora, noi viviamo nella società dello scontro, ma soprattutto del risultato. Sei bravo se vinci, sei bravo se ottieni un posto nella società che ti consente di essere autorevole. Sei bravo se percorri tutta la tua vita a raggiungere un obiettivo che secondo l'opinione pubblica, l'opinione di tutti, è l'obiettivo che serve per poter vivere bene. Oggi a 20 anni i ragazzi, tanti, hanno tutta una serie di pressioni che noi non avevamo. Perché quando la società degli anni, mio padre è nato negli anni 50, quindi ho vissuto negli anni 80, 90, i miei 20 anni li ho vissuti fondamentalmente a ridosso degli anni 2000. Venivo da una cultura anche di famiglia, ma della società in generale, dove magari si tirava un po' più a campare, vedevi quei sacrifici che facevano i tuoi genitori o i padri dei tuoi amici e cercavi di fare qualcosa in più. Oggi il ragazzo che ha 20 anni, molto probabilmente, la stragrande maggioranza, ha dei genitori che vengono da una condizione di vita ambientale diversa, molto più una società del benessere. Quando tu vivi nella società del benessere e salti tutta quella fase, hai sulle tue spalle una aspettativa da parte di chi ti guarda, quindi degli adulti in quel caso, molto molto più alta, è una pressione molto più alta rispetto alla nostra. Dietro ogni studente, dietro ogni ragazzo c'è una persona, c'è una sensibilità diversa e non abbiamo la capacità di aspettare, perché la società del profitto, che è quella dove viviamo oggi, che è basato tutto su algoritmo di economia e non si guarda più quello che invece riesce a dare con delle politiche sull'aspetto sociale, crea competizione e quando si crea competizione ricordatevi che chi non riesce, gli ultimi rimangono sempre indietro e quelli che rimangono indietro oggi partono. Quando tu vivi, perché sono tanti ragazzi, noi parliamo sempre della fuga dei cervelli, ma in Sardegna vanno tanti ragazzi e tante ragazze a fare la stagione d'estate e d'inverno fuori dalla Sardegna. È vero. Che la vera assurdità è questa. Noi abbiamo OS, infermieri che hanno studiato qua e che lavorano in Trentino, lavorano in Lombardia. Io ho tantissimi amici che lavorano fuori perché hanno delle condizioni di stipendi diversi.
oggi, se noi vogliamo essere attrattivi, ma non solo per i ragazzi sardi, perché a me piacerebbe che i lombardi venissero a vivere qua e a lavorare qua, perché vuol dire che noi creiamo dei contesti di lavoro, dei contesti di società che vedono la nostra isola come un punto di riferimento per ripartire da quel lavoro. Eh, Abbiamo 377 comuni, 50 di questi fra qualche anno non esisteranno più, Sì. perché ormai lo spopolamento ha preso quella direzione. Ecco, se noi non creiamo contesti innovativi di tecnologia, ma guarda anche sulle energie rinnovabili, che è un mondo dove tutto il resto del mondo ha puntato e sta avendo tutta una serie di importanti ritorni da un punto di vista economico e sociale. Noi abbiamo la difficoltà e magari la diffidenza più di altri a guardare a quello che è il nuovo e quelle prospettive che invece possono far crescere una regione intera. Possiamo essere nel Mediterraneo protagonisti sulle rinnovabili, ma possiamo essere protagonisti sull'aspetto nautico, quello che sta facendo Urbia è importante, perché non farlo anche a Porto Torres? Allora, Beh, creare tutta una serie di condizioni dove i ragazzi studiano un qualcosa che poi può essere rimesso nel mercato sardo, magari facendo anche qualche esperienza fuori prima, che quello aiuta a far sì che il proprio bagaglio culturale possa essere accresciuto rispetto a quello che hai studiato qua. Noi abbiamo tutti gli elementi, tutti gli strumenti, ma servono delle politiche di visione su 3 concetti fondamentali che consentono alle persone di poter rimanere qua, dando lo spazio e il tempo a tutti di poter esprimere la propria personalità, perché non possiamo conformarci a tutto. Ci sono quelli più bravi, ci sono quelli meno certo. bravi, quelli che bravi lo diventano immediatamente, dimostrano subito di avere una marcia più, e quelli che magari hanno un po' bisogno di un po' più di tempo per poter esprimere la propria personalità, e incoraggiarli, perché l'abbandono scolastico è dovuto al fatto di avere una propensione a dire io non riesco, o tu non riesci, o tu non sei bravo, perché Sì. quei paletti che ci vengono imposti in maniera eccessiva sono dei paletti agli occhi di un ventenne, di un ragazzo, sono difficili da superare, cioè diventa difficile superare il ticket del sei bravo, puoi fare questo. Guarda, hai toccato un aspetto fondamentale, lo studio. Ho avuto ospite qua un ragazzo che ha creato una startup a Sassari, una cosa incredibile, e gli ho chiesto a lui che consiglio daresti ai ragazzi che vogliono fare impresa. E lui la prima cosa che mi ha detto è: il mio consiglio primario è studiate, studiate perché lo studio vi rende liberi. Sì, Secondo e me consapevoli, è consapevole, cioè è una verità assoluta. è così. Antonio, stiamo per finire. Ti volevo chiedere, viviamo nell'isola più bella del mondo, lo sappiamo, cioè la Sardegna è incredibile, ma tu come te la immagini la Sardegna tra 20 anni? Io spero di immaginarmi una Sardegna che è quella che stiamo provando a disegnare in questi anni. Non parlo solo degli ultimi 2, ma insomma di tante politiche che sono state fatte anche nel precedente mandato o 2 mandati fa, che è quella di fare in modo che la nostra isola possa diventare punto di riferimento per tantissimi ragazzi e ragazze, soprattutto nei nostri paesi, come un punto d'arrivo. Creare una serie di infrastrutture che oggi mancano, pensiamo al potenziamento della ferrovia e alle linee stradali, perché oggi tanti parlano di ferrovia, ma Sì, riuscire a rimettere in ordine una rete ferroviaria passa soprattutto da chi ci rappresenta a Roma, che deve mettere il punto su determinati denari che possono essere utilizzati per fare quello. Non è il momento, non mi va di parlare di politica, però spendere 14 miliardi di euro per un ponte, quando con 14 miliardi di euro si rifanno le ferrovie in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, in certo. Campania e in Puglia, io credo che sia una mancanza di visione importante, e soprattutto se noi non creiamo quelle infrastrutture, non creiamo quel contesto come nel centro storico in grado di accogliere le persone. Oggi se un figlio ha un genitore che vive in un paese, tende a portarlo nelle grandi città o nelle città costiere. Quindi abbiamo una differenza tra Olbia, Alghero,
Sassari, Cagliari, Oristano, a tutto quanto quello che invece è Barbagia, Mandrolisai, Marghine, dove sono tutta una serie di territori che oggi si stanno sfaldando perché mancano quelle che sono le qualità di base che servono per poter rimanere lì. Allora, se io avessi un treno che in 50 minuti mi porta a Macomer a Sassari e lavoro a Sassari, sono di Macomer, i miei genitori rimarrebbero a Macomer. Se avessimo delle strade o delle ferrovie adeguate, come stiamo provando a fare, allora le persone rimangono in quei posti, altrimenti ci sarà un spopolamento di tutte le aree centrali, così come è avvenuto in questi ultimi 20 anni, e avremo delle zone costiere, delle città sempre più abitate, ma in un'isola che fondamentalmente si desertifica. Assolutamente. E tu come vorresti essere ricordato? O come ti piacerebbe essere ricordato? Onestamente non ho questa ambizione, nel senso che io penso nel lavoro che faccio quotidianamente che il fatto che ti sia riconosciuto un buon lavoro, una buona politica, una buona decisione, a me dà la forza per andare avanti e dire che stiamo andando nella direzione giusta. Dopodiché, una volta che il mio mandato, il mio ruolo istituzionale sarà finito, mi piacerebbe che tanti ragazzi e tante ragazze che oggi abbiamo in tutta la Sardegna che stanno facendo attività amministrativa con noi, magari possano prendere spunto sull'atteggiamento e sull'organizzazione. Perché poi sulle scelte sono sicuro che quelle che verranno dopo di me saranno ancora più belle e più brillanti. Ce lo auguriamo tutti. Grazie mille. Ultima domanda, Anto. Ma tu sei con o senza lattosio? Io sono con lattosio. Non riesco a trovare più nessuno intollerante al lattosio, è incredibile. Neanche l'assessore regionale ai lavori pubblici. Io sono con lattosio e non sono intollerante a niente. Va bene lo stesso. Antonio, grazie mille per questa chiacchierata. Sono veramente felice che siamo riusciti a farla. Spero tu sia contento di aver tagliato questa mezz'ora, questa ora anzi, di chiacchierata. E ti ringrazio veramente tantissimo. Grazie a voi e complimenti davvero per il podcast, per la trasmissione, perché mi sono divertito. Grazie. E grazie per le domande che non mi ha mai fatto nessuno e che tu sei riuscito a fare. Troppo buono, grazie. Grazie a voi. A tutti per averci seguito in questo episodio di Senza Lattosio. Come sempre vi ricordo di seguirmi sul canale YouTube e iscrivervi nelle pagine Facebook, Instagram e TikTok del podcast. Ciao a tutti. Ciao. Gente che parla, gente che crea, son qui a raccontarla ma senza platà.